Perché anche lei vi ha aderito a questa campagna firmare per il pest al mortaio per il patrimonio dell'UNESCO? Per tantissime ragioni. Prima di tutto Levi è un paese, una città che ha l'olio, che dell'olio ne fa proprio una ragione importante anche economica, e l'olio è una componente determinante del pesto. Secondo, per dare un segnale con questa firma che oggi tantissime persone in tutta la Liguria hanno apposto, per dare un segnale al mondo intero di quanto sia importante questo prodotto affinché venga inserito proprio come patrimonio mondiale dell'UNESCO, e quindi è un prodotto nostro che rispecchia le nostre tradizioni, la nostra tipicità, e va quindi diffuso e difeso a livello mondiale. Valorizzare un prodotto per valorizzare un territorio? Assolutamente sì, anche questo è vero, perché poi se il nostro territorio è in ordine, quindi gli uliveti sono a posto, vuol dire che c'è anche sicurezza, oltre che l'aspetto visivo, anche sicurezza del versante, quello che abbiamo già detto tante volte, ma secondo me va ribadito. Si aspettava un'adesione così massiccia a questa iniziativa? Sinceramente no, visto anche la giornata brutta pensavo proprio che ci fosse meno gente. Comunque meno male, vuol dire che la cosa interessa e speriamo che vada a buon fine. Avete avvicinato un po' tutti, anziani, giovani, addirittura i bambini, insomma c'è una tecnica particolare anche dietro a questa competizione. Ma una tecnica particolare non c'è, cioè voglio dire, abbiamo cercato di avvicinare tutti, anche perché è una cosa che almeno a livello Liguria dovrebbe riguardare tutti. Io ho cercato anche di contattare appunto i bambini delle scuole in modo che la tradizione non sia persa.